Buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Benvenuti all'appuntamento delle 12 insieme a voi tutti i giorni dal lunedì al sabato e naturalmente anche inserito nel palinsesto di Io Compro Siciliano l'appuntamento delle 18, aperitivo social con Francesco Caravello. E al sabato, sapete, le nostre ricette tradizionali con Alessia Smile and Food, ambasciatrice della cucina siciliana nel mondo, con Io Compro Siciliano Chef tutti i sabato alle 14:30. Bene, noi siamo pronti per aprire questa giornata, ci avviciniamo a questo nuovo weekend di luglio. Permettetemi di iniziare nel nostro consueto modo. Grazie, 248.444 volte grazie. Grazie sempre, continuiamo a camminare velocemente. Un ringraziamento come sempre ai tre fondatori di Io Compro Siciliano, Davide Morici, Giuseppe Giorgiani e Francesco Caravello. In questo momento, tra l'altro, in giro per la Sicilia, perché continuiamo a lavorare per portare avanti le nostre idee che condividiamo, i nostri progetti che condividiamo ogni giorno con tutti voi. Vi ricordo la mail di riferimento se aveste da proporci idee, progetti, suggerimenti a info@iocompro.siciliano.com. Ed ancora vi ricordo, per chi ancora non l'avesse fatto, registratevi nel nostro form che trovate proprio nella parte in alto alla nostra pagina, inserendo i dati della vostra azienda. In questo modo anche voi farete parte del grande database di Io Compro Siciliano, che serve a mettere in contatto la domanda e l'offerta, i produttori e i consumatori. Sono ormai oltre 3.000 le aziende registrate e oggi tra l'altro sarà veramente un grande appuntamento, una grande puntata, perché oggi parleremo della storia di una delle aziende più belle, più importanti che abbiamo in Sicilia e che hanno rappresentato oltre 100 anni fa un po' una rivoluzione. Signori, noi oggi parliamo dell'azienda Contorno e devo anche sottolineare con quanto orgoglio diciamo che, sapete, in questi giorni presenteremo ufficialmente il nostro marketplace a marchio Io Compro Siciliano, e l'azienda Contorno sarà proprio fra le aziende inserite all'interno di Io Compro Siciliano. Questo perché sottolineiamo sempre quella che è l'importanza, identità, qualità e provenienza. Le nostre eccellenze, e l'azienda Contorno lo è. È una storia che nasce del 1916. Signori, mi piacerebbe dividere questa parte dello spaccato della storia delle aziende siciliane. L'azienda conserviera al top più conosciuta in Italia e nel mondo, signori, abbiamo con noi il dottor Gaetano Contorno. Buongiorno, dottor Buongiorno, Gaetano Contorno, benvenuto e ben trovato. buongiorno e grazie dell'invito. Buongiorno a tutti. Siamo veramente felici di averla con noi, dottor Contorno, perché quest'oggi racconteremo la storia di un'azienda che ci rappresenta. Io penso che chiunque in questo momento dei nostri amici del popolo di Io Compro Siciliano stia seguendo il programma, penso che si rispecchi in quella che è la storia che lei adesso ci racconterà. Sono oltre 100 anni di tradizione. Dottor Contorno, ci vuole raccontare? Sì. Beh, dico, se dovessi parlare per 104 anni questa diretta sarebbe un po' lunga, però Troppo. cercherò di essere, ecco, più preciso possibile. È una bella storia che inizia nel 1916 con mio bisnonno Antonino, cavaliere e anche componente dei corazzieri del re Vittorio Emanuele di Savoia, che finito il servizio militare ritorna nella sua terra, ritorna a Palermo e inizia coraggiosamente in un contesto totalmente differente da quello dei nostri giorni. Basti pensare che era un terreno pieno di
agrumeti, tutta Palermo, del resto la Conca d'Oro era nota per questo, per gli agrumeti, e inizia a fare impresa insieme al fratello Luciano, impresa a quei tempi agricola, un'impresa che era totalmente diversa anche come prodotti da quello che è oggi, perché si iniziò con prodotti derivati dagli agrumi, basti pensare al citrato Al di citrato calcio. di calcio. Esattamente, esattamente. E poi pian piano si passò alla lavorazione dei prodotti derivati dal pomodoro, pelati, concentrati. Un passaggio generazionale, si arriva a mio nonno Gaetano, chiamato l'avvocato, anche lui posso definirlo un gentiluomo. Ancora noi abbiamo operai che ricordano la gentilezza, i modi ricercati di mio nonno, ed è una testimonianza anche della famiglia, di quello che è la famiglia Contorno per il quartiere, per Palermo. L'azienda sopravvive a 2 guerre mondiali, cosa non da poco, e arriva pian piano la svolta nel corso degli anni con mio padre Agostino e mio zio Maurizio. Cominciano gli investimenti importanti, tecnologici, siamo negli anni, fine anni 70, anni 80, comincia un export importante verso gli Stati Uniti, e si è costruita un'identità, si è data un'impronta sicuramente che per quei tempi e per Palermo, che sicuramente di certo non ha vantato un tessuto imprenditoriale come quello del Nord Italia, sicuramente all'avanguardia. Contorno, io la fermo un attimo, sì, però, la fermo un attimo perché ci sono dei messaggi che vedo arrivare, quindi prego la regia, anzi ne approfitto per ringraziare Paolo Gatto in regia, e volevo chiedere qualche messaggio in sovraimpressione. Allora, Ida Stagnetta, buongiorno Katiuska, tutto il mondo io compro siciliano, buongiorno cara Ida, tra l'altro lei è una siciliana che vive in Belgio. Francesco Caravello, buongiorno. Ciccio, Francesco Caravello è uno dei 3 fondatori di Io Compro Siciliano, lui dice sempre che bisogna dare un volto ai prodotti, e quindi oggi, caro Francesco, noi stiamo dando veramente un volto alla storia dei nostri prodotti. Abbiamo Franco Sapina, buongiorno carissima Katiuska, sempre bellissima, complimenti per il tuo live, è sempre con presenze eccellenti, e beh, caro Franco è un ceramista, un'eccellenza. Siciliana. Ancora Loredana Cannova, guida turistica. Ciao ragazzi, ciao cara Loredana, quanto è importante poi raccontare bene il territorio. Abbiamo un grande chef, Salvo Renda, un caro saluto a Katiuska Falvo e ai suoi ospiti. Grazie chef, grazie per essere in collegamento. Ancora Maria Lopinto, buongiornissimo a tutti gli amici di Io Compro Siciliano e felice giovedì. Grazie ancora a tutti gli amici. Fausta Intravaglia è un'attrice. Buongiorno a tutti voi, ciao cara Fausta, il faraone Palermo, carissimo amico di Io Compro Siciliano, buongiorno carissima Katiuska di grande fascino, grazie caro, buongiorno anche a Gaetano Contorno. Bene, oggi stiamo veramente raccontando la storia di una delle nostre aziende che è presente nel mondo. Lei poc'anzi, dottor Contorno, raccontava una cosa che poi è un po' quello che è accaduto in questo periodo di chiusura, questo periodo di grande crisi, nel senso che ci si ritrova poi, lei parlava poc'anzi che la vostra azienda con oltre 100 anni di storia ha anche vissuto momenti di difficoltà, addirittura le 2 guerre, quindi come ci si poi rapporta a quelle che sono anche le grandi crisi? È come se ci fossero delle svolte, nel senso che poi si cerca di creare l'opportunità
di un cambiamento. L'azienda, la grande azienda Contorno rappresenta un po' sempre quello che è la tradizione e l'innovazione. Oggi vedete anche il dottor Gaetano Contorno ne sta raccontando la storia e anche quelle che poi sono state le svolte nel corso degli anni. La vostra è un'azienda che ha fatto la scelta, e lei adesso lo diceva, anche, come dire, è una scelta forte, consapevole di decidere di aprire un'azienda nel territorio, farla operare nel territorio, e questo affinché venga fuori quello che noi diciamo sempre: la rete è quello che è il rapporto fra le aziende, quello che è il rapporto nel territorio, questo rapporto di grande radicazione, giusto dottor Contorno? Sì, sì, una scelta di vita sicuramente, una scelta che non poteva essere diversa, perché lo spirito è quello dell'attaccamento alla città di Palermo, alla Sicilia. I nostri prodotti, del resto, dico, guardando a quello che sono sicuramente dei prodotti siciliani, della tradizione. Siamo conosciuti per la caponata di melanzane e per il condimento per pasta con sarde. Tuttora quando la gente mi chiede: ma tu come ti chiami? Faccio il mio nome, ma sei quello delle caponate, quindi non poteva essere diversamente. Tra E noi l'altro, siamo... dottor Contorno, devo anche dire una cosa, e questa devo per Sì. forza dirla agli amici del popolo di Incontro Siciliano. Dovete sapere una cosa, cari amici che ci state seguendo. Il dottor Gaetano Contorno, sul suo profilo del numero personale, per cui dico sul suo profilo del numero personale, scrive: la vita, cioè adesso ditemi se poi non c'è, la vita è come una caponatina agrodolce, quindi vedete che poi la citazione diventa proprio, quando noi, dottor Contorno, noi spesso parliamo di lifestyle, no? Quanto poi il nostro modo di vivere, il nostro modo di attenzionare i prodotti, attenzionare la nostra storia, la nostra cultura, diventa proprio uno stile di vita, diventa un nostro modo di raccontarci al mondo. E dottor Contorno, meglio di lei, cioè voglio dire, su un suo numero personale, quindi abbiamo proprio la tradizione che parla. Scusatevi insomma per questa cosa che mi è piaciuto condividere con voi, ma adesso invece mi stava dicendo, dottor Contorno, una cosa importante legata poi ai prodotti. I vostri sono prodotti che attenzionano moltissimo quello che poi sono, ed è questo che poi fa la differenza, vale a dire la qualità delle materie prime, che è uno dei punti fondamentali, giusto, della vostra scelta aziendale. È un rapporto, come dire, diretto, un controllo severo, ma chiaramente a fin di bene verso i nostri fornitori, in cui noi selezioniamo attentamente le materie prime, abbiamo dei nostri standard, facciamo riferimento agli standard qualitativi internazionali, abbiamo dei capitolati che facciamo rigorosamente rispettare, e ci piace fare rete, nel senso che se il nostro fornitore lavora bene, noi sicuramente non potremmo fare altro che parlare bene di lui, anche aiutarlo a crescere nel suo business. Quindi ci piace collaborare ai diversi livelli della filiera produttiva, e io credo che questo sia anche fare rete, questo sia appunto una mission per far crescere la Sicilia, cioè non guardare soltanto a noi stessi, ma guardare anche allo sviluppo dei colleghi. Mi piace usare questa parola, colleghi. E piace anche a noi vedere come lei parla appunto di quelle che poi sono le collaborazioni. Sempre fra le scelte fondamentali della vostra azienda, dottor Contorno, c'è, come dicevamo, la qualità delle materie prime. Voi siete sempre molto attenti anche
a quella che è il gradimento da parte dei consumatori, nel senso che anche il fatto di aggiungere nuovi prodotti a quella che è la produzione delle vostre dei prodotti messi sul mercato, c'è proprio questo attenzionare cosa i consumatori prediligono. Ed ancora un'altra cosa fondamentale è che l'azienda Contorno opera in assoluto, e questa è un'altra cosa che mi piace sottolineare, in assoluto rispetto per il territorio e l'ambiente. Sì, sì, assolutamente. Per quanto riguarda i consumatori, la famiglia Contorno ha una filosofia: i primi consumatori siamo noi, dei nostri prodotti, per cui oltre a un fatto di etica, noi assaggiamo, facciamo prove prima di mettere un prodotto in commercio, per cui dico, se già per noi è un prodotto buono, allora ci saranno delle probabilità che possiamo trovare un riscontro presso i consumatori. Abbiamo fatto anche condurre dei panel test in collaborazione con le catene della grande distribuzione, quindi dobbiamo essere sicuri che un prodotto, ci mettiamo la faccia, dobbiamo essere sicuri che il prodotto piaccia, altrimenti non potremmo stare qui. Tra l'altro, dottor Contorno, leggevo su tanti articoli molto belli legati alla vostra azienda che voi avete poi attenzionato quello che poi è il gusto dei prodotti, perché voi avete i cuochi, i vostri cuochi che sono lì, attenzionano, nel senso che è una continua ricerca. E proprio su questo io volevo chiederle, dottor Contorno, nella vostra azienda c'è poi la tradizione che si fonde con l'innovazione, no? C'è questo passaggio continuo generazionale e mi piacerebbe che lei potesse anche dare a chi ci ascolta qualche consiglio legato alla vostra storia, anche rispetto a quello che è di tanto in tanto, anche rispetto agli eventi storici che accadono, il fatto di poter immaginare un'innovazione sempre legata poi ad un racconto tradizionale legato all'azienda. Voi ne siete espressione. Ma io, se posso dare un consiglio, il consiglio è quello di credere nei propri valori, nei propri principi. Il nostro principio è la qualità del prodotto, e utilizzare i processi innovativi senza perderla di vista. Spesso si è portati a pensare che il prodotto industriale, che per carità è industriale perché esce da un'azienda, da un'industria, e che ha dei numeri, soltanto per questo perda, ecco, il tocco di genuinità che può dare, ecco, un prodotto casalingo. Noi invece siamo riusciti a combinare queste due linee guida, innovazione e qualità. E come consiglio che mi sento di dare anche per gli imprenditori, per chi non vuole perdere la qualità, è quello di non perderla sicuramente, però allo stesso tempo pensare che ogni attività economica ha bisogno, dei giusti numeri, ha bisogno di progredire tecnologicamente, che è quello che è avvenuto nella nostra azienda del resto. Quindi crederci sempre, sacrifici, è stato, ecco, la resilienza attraverso tutti questi eventi è stato lo spirito che ha caratterizzato il passaggio tra le diverse generazioni all'interno della famiglia Contorno. Quindi sì, crederci, questo sicuramente. Quindi, come vedete, quello che viene fuori è come sempre questa grande forza e forse, dottor Contorno, la nostra storia che racconta le molteplici generazioni, le molteplici anche dominazioni
quello che racconta proprio culturalmente anche la nostra storia c'entra un po' in questo, il fatto di immaginare di sopravvivere agli eventi e trovarne sempre una chiave positiva per modificare, ricominciare, riguardare verso il futuro. Questa è una cosa che ci appartiene ed è bella quando poi viene raccontata da importanti personaggi, aziende come la vostra. C'è questo messaggio del faraone Palermo che dice: che bella definizione la sua di vedere, anzi di sentire come buonissima la vita alla siciliana. Vero, bellissimo attaccamento siculo. Eh sì, perché quello che poi viene fatto dall'azienda contorno è proprio questo. Io devo dire, ne sono legata anche affettivamente, perché per me quando acquisto un prodotto contorno c'è dietro un po' anche riguardo indietro quando ero bimba e quanto per me, no, il fatto di vedere anche il pomodoro piuttosto che la caponatina diventava un momento felice, no, da vivere in tavola, e questo per me è portare un prodotto contorno nelle nostre tavole, sulle nostre tavole è sempre un momento di gioia e di condivisione, così come penso per tantissimi siciliani. Ci sono ancora dei saluti, Luigi Tomaselli saluta, ancora Antonino Virgadamo, buongiorno Catiusca e buongiorno anche a tutti gli amici che in questo momento ci stanno seguendo attraverso i nostri video party. Iscriveteci direttamente nella nostra pagina in diretta, così avremo modo di leggere i vostri messaggi, e nel frattempo volevo anche dirvi che oggi in questa giornata stiamo parlando di tradizione, di lunga tradizione, che è quella della famiglia Contorno. Noi siamo molto contenti oggi di ospitare la famiglia Contorno perché in un momento molto felice, perché proprio in questi giorni presenteremo ufficialmente il nostro marketplace a marchio Io Compro Siciliano, e visto che parliamo di eccellenze, l'azienda Contorno sarà proprio fra le aziende del nostro marketplace, per cui siamo veramente tanto felici ed onorati. Ma torniamo un attimo, siamo veramente alle ultime battute. Dottor Contorno, è importante anche come un'azienda come la vostra si inserisca all'interno di un mercato che è un mercato molto grande ed è anche un mercato internazionale. L'azienda Contorno è un'azienda riconosciuta a livello internazionale e vorrei anche qui fare una riflessione con lei. Ma, guardi, il mercato di oggi è un mercato sicuramente molto concorrenziale. Il Made in Sicily, devo dire che si sta particolarmente distinguendo come una nicchia all'interno del Made in Italy, mentre il Made in Italy è un qualcosa di sicuramente più conosciuto, ma che d'altra parte è anche, dispiace dirlo, falsificato. Dico, basti pensare a ciò che succede in altri mercati, troviamo il parmesan al posto del parmigiano. Il Made in Sicily, al contrario, è un qualcosa che richiede una maestria tale che per fortuna non tutti si cimentano nel copiare, e quindi questo sicuramente ci dà una carica in più per guardare ai mercati esteri. L'azienda esporta negli Stati Uniti, in Canada, Australia e anche in paesi europei che vedono sicuramente la presenza di immigrati siciliani come la Germania, Gran Bretagna pure, quindi l'azienda ci ha creduto nei mercati esteri. Abbiamo sicuramente dei partner che ci hanno aiutato negli anni ecco, anche ad affermarci fuori dai nostri confini. Nel mondo, nel mondo.
Vedete, identità, qualità, provenienza continuano ad essere i tre tasselli fondamentali di aziende importanti come l'azienda Contorno. Noi abbiamo modo, tra l'altro, ogni fine settimana, sapete, attraverso la nostra rubrica del Chiedimi pure, a venerdì proprio a cura di Giuseppe Giorgianni, uno dei tre fondatori di Io Compro Siciliano, ed è esperto in internazionalizzazione dei mercati e del sistema e digital innovation. Invece al sabato parliamo più di quello che riguarda il territorio, l'accoglienza, le strutture ricettive, quindi quello che è un po' il turismo e di conseguenza anche la qualità dell'accoglienza. Vedete come viene fuori ancora una volta che questo brand made in Sicily nel mondo acquista ancora di più un valore, perché quando c'è dietro la qualità acquista ancora più valore. Domani proprio, nell'appuntamento di domani con Giuseppe Giorgianni, avremo ospite dall'Irlanda una donna, un'imprenditrice. Lei ha lavorato veramente in tutto il mondo ed è una donna molto conosciuta soprattutto in Europa per quello che riguarda il turismo. E a proposito del turismo, ricordo che in questi giorni i tre fondatori hanno proprio firmato protocolli di intenti con i parchi, con i presidenti degli enti parchi naturalistici che abbiamo in Sicilia, quindi Nebrodi, Madonie, Alcantara e Etna, e quindi continuiamo ad andare avanti. E poi ancora il Milano Urban, che è questo progetto internazionale che coinvolge circa 160 città nel mondo, da Milano a Dubai ed ancora a New York, per proprio portare avanti quella che è la qualità dei prodotti, l'utilizzo dei prodotti principalmente locali, e badando quindi alla qualità, ai prodotti a chilometro zero. Quindi poi tutto ritorna, anche questa bellissima conversazione di stamane con il dottor Contorno. Beh, io soltanto quando dico caponatina, soltanto quando dico, non so, salsa con ciliegino siciliano, quando dico pasta con il condimento delle sarde dell'azienda Contorno, beh, c'è veramente tanto da dire. Noi ringraziamo l'azienda Contorno perché è quella che è la storia, è quella che è la tradizione del nostro gusto, che porta avanti con grande forza nel corso delle generazioni quello che è il nostro Made in Sicily. Dottor Gaetano Contorno, noi vi ringraziamo per questa giornata. Vi auguriamo buon lavoro, avremo modo proprio in queste giornate di ufficializzazione del marketplace di parlare ancora della vostra azienda. Bene signori, noi vi diamo appuntamento domani alle 12 con la rubrica Chiedimi pure. Nel frattempo vi diciamo continuate a scriverci per qualsiasi informazione a info@iocomprosiciliano.com, registratevi nel nostro form. E adesso, dottor Gaetano Contorno, a noi piace chiudere gli appuntamenti in questo modo, perché porta bene e ormai è assodato, perché oltre 3 mesi di puntate in diretta le assicuro che questo ha funzionato. Dovrebbe gentilmente avvicinarsi un po' di più alla camera, perfetto, sì. E adesso dovrebbe ripetere con me: io compro siciliano. Ci piace, grazie dottor Gaetano Contorno per essere stati con noi in questa giornata. Noi vi diamo appuntamento a domani, portiamo avanti la nostra storia e la nostra tradizione. Grazie all'azienda Contorno.
Arrivederci, Grazie. a domani, ciao!